Cari amici del territorio, ben ritrovati. Questa sera siamo a Valmareno, siamo in compagnia del nostro carissimo amico Marco, presidente della Pro Locco di Valmareno. Perché? Perché oggi inizia Valmareno in festa, una tradizionale sagra del territorio che ci accompagnerà per buona parte di questo giugno. Ben ritrovato Marco, è un piacere averti qui. Buonasera Luigi. Salute. Salute. Che dire, parte alla grande questa edizione. Iniziamo anche quest'anno la nostra sagra di San Di Pietro e Paolo, che sarà questo weekend, il prossimo, gli ultimi due weekend di giugno. Ci includerà appunto il 29, festa dei nostri patroni, e quindi si parte alla grande come sempre. Il vento mi chiama, mi scioglie le vene, torno alla magia, alla polvere d'oro. Ecco, noi abbiamo due calici di vino, però giustamente bevete responsabilmente come tutti sanno. Marco, una festa che parte alla grande, questa sera è la serata di galletti e poi tanti piatti tradizionali della tradizione veneta. Sì, noi diciamo che è uno dei piatti che ci contraddistingue di più, quello proprio del galletto. Infatti abbiamo dei maestri qui che sono anni che esportano questa ricetta, qualcuno ci ha chiesto anche di copiarla e gentilmente abbiamo concesso anche questa possibilità, insomma dai, siamo molto orgogliosi di questo inizio e siamo molto fiduciosi su quello che sarà sicuramente il proseguio di questa sagra. Mi scioglie le vene, torno alla magia, alla polvere d'oro, all'estate. Marco, un ricco programma, sappiamo che è impossibile ricordare tutti gli eventi, però i principali senza nulla togliere a tutto il resto. Sì, certo, sicuramente. Sabato prossimo, sabato 27, abbiamo dalla Pro Locco alla Brace, che è il nostro classico ormai appuntamento tra grigliatori della zona, del quartiere del Piave, tra Pro Locco e associazioni che si sfideranno a suon di grigliate, e poi la domenica 28 nel pomeriggio alle 16 sarà un evento a cui noi teniamo particolarmente perché è un ricordo di un nostro amico e di un grande presidente del Pro Locco di Valmareno che è stato Fabio Meneghel, e quindi ci sarà questa camminata in ricordo con il ricavato a offerta libera interamente devoluto in beneficenza. E tante altre iniziative. E poi saremo qui con musica, feste e buon cibo. Più catene, il vento mi chiama, mi scioglie le vene, torno alla magia. Veramente ti ringrazio perché dobbiamo fare veramente un ringraziamento alla Pro Locco di Valmareno, perché ci ripropone ogni anno queste tradizioni che sono sempre graditi ai cittadini, e le tradizioni non devono essere perse. Quindi un turista, adesso mi confronto anche con i turisti che arrivano qua e sono sempre di più, sono dal paesi dell'est, sono dall'Inghilterra, veramente ce ne sono tantissimi, arrivano qua e vogliono vivere proprio queste tradizioni, quindi la risata in compagnia, il cibo tipico, i prodotti locali, quindi veramente la Pro Locco di Valmareno in questo è veramente forte, come in realtà lo sono un po' tutte le associazioni di Follina, perché abbiamo appena concluso la sagra di Pentecoste e avremo poi molti altri eventi che ci saranno da qui a fine anno, sempre nel solco della tradizione. Poi, per non dimenticare, Luigi, anche la Follina Racconta Musica, che è una rassegna di eventi cantati e con storie raccontate itinerante per il nostro comune, quindi nei luoghi più spersi, per far conoscere appunto quello che è questo borgo. Alla notte che svela il mio ultimo coro. Marco, l'ultima cosa, poi ti lasciamo ai tuoi impegni, perché sappiamo che oltre al presidente sei anche volontario, quindi aiuti nelle cucine e nelle varie incombenze. Un invito a tutti i telespettatori a venire qui a Valmareno nei prossimi weekend. Se siete nei paraggi, Valmareno, San Di Pietro e Paolo, gli ultimi due weekend di giugno. Ecco, noi ci uniamo all'invito di Marco, a tutti i suoi collaboratori volontari, facciamo un brindisi, vi invitiamo qui a Valmareno. Che bacia la terra, il grano che cresce anche dopo la guerra. Non ho più paura. Sì, veramente di cuore, ma veramente non ve ne pentite, perché è un posto questo in mezzo a queste colline, Luigi, che è bellissimo. Ci sono dei prodotti enogastronomici fantastici
e soprattutto si può fare il trekking, si può fare mountain bike, si può fare un po' di tutto qua e soprattutto l'enogastronomia la fa da padrone. Quindi veramente vi aspetto a Follina, nella zona UNESCO, uno dei borghi più belli d'Italia. Se questo è l'inizio, se tutto rinasce, mi ritroverai libera tra le tue braccia. Ho bruciato. Marco, parlavamo poc'anzi a telecamere spente mentre facevamo un giro per le cucine, tantissimi giovani che si avvicinano al volontariato della Proloco. Questo è un nostro punto forte, è da qualche anno che abbiamo iniziato con dei ragazzi che hanno chiesto loro di venire a lavorare per la Sagra perché hanno comunque un senso di appartenenza per quello che è il territorio sicuramente, ma anche perché si divertono. Ed è ancora più bello che ogni anno aumentano perché chiamano amici e su amici, e quindi è veramente molto... Sentito il senso di appartenenza al territorio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Scioglie le vene, torno alla